sera. Come cominciata io non saprei, la storia infinita con te, che sei diventata la mia lei, di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia, ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito un brivido, sì. Ti dico una cosa, se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere, perché tutti lavoro di cuore, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che insieme più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie d'esistere. Come che non passano gli anni miei, la voglia infinita di te, cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però, lavoro di voce, lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi. A tutti voi, grazie di esistere. Alla chitarra Roberto, ciao! Alla voce Valentina, ciao! In regia Fabrizio, ciao! E a tutti a casa, grazie! Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie d'esistere. Benvenuti e grazie di esistere a Roberto, grazie di esistere a Valentina. Ciao Miretti, grazie di esistere anche a te. Grazie di esistere anche a tutti loro, a te, anche a te che stai mangiando, lo vedi? Sta mangiando anche a quel signore che sta dormendo. Bravi. Signora, lo svegli il marito, perché è iniziata Casa Piretti, è iniziata la trasmissione più bella che c'è a quest'ora. Eh già. Più bella che c'è. Più bella cosa non c'è. Va! 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi, quindi fotografie, richieste, saluti, consigli, approfondimenti, Sì. IBAN, Anche codice gossip, fiscale. se volete farci qualche gossip, fatecelo via messaggio. Possono Sarebbe fare bellissimo. di quel numero qualsiasi cosa, più o meno, ma anche fotografie, mi raccomando.
raccomando, magari cosa state mangiando, cosa state facendo o qualche vostra richiesta. L'importante è che siate tutti vestiti nelle foto. Certo, poi abbiamo va bene. messo un po' da parte le richieste, ma ripartiremo da domani a accontentare tutti, sì. anche perché abbiamo avuto un lunedì e martedì 2 puntate veramente molto emozionanti. Questa sera però, mio caro Roberto, miei cari amici a casa, abbiamo una scaletta pazzesca. Abbiamo una scaletta con la mia banda suona rock. Se mi vuoi, ci sei tu di Neck, Italo Disco, un pezzo suonato chitarra, musica, roba. Oh raga, non cambiate canale e poi giocheremo, ma giocheremo nel secondo tempo. Adesso la mia banda suona il rock. E la mia banda suona rock e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto un'esigenza. E un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, è una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona rock per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera e non svegliatevi, o non ancora, e non fermateci, no, per favore no. E la mia banda suona rock e cambia faccia all'occorrenza. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza, e ci vedrete in crinolini come brutte ballerine. Ci vedrete danzare come giovani zanzare. Ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, ma lui ce l'ha fatta e la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino, viaggia senza passaporto e noi dietro col fiato corto. E lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. E non svegliatevi, o non ancora, e non fermateci, no, per favore no. E la mia banda suona rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene a onde medie, modulazione di frequenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, è una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona rock per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. E non svegliatevi, o non ancora, e non fermateci, no, per favore no. E non svegliatevi, o non ancora, e non fermateci, no, per favore no. Non svegliateci mai. Io sono 6 anni che sogno, 6 anni che per me stare qui a casa mia, ma soprattutto stare in tutte le loro case è un sogno, e vorrei che mai nessuno prima o poi dirà: Ce lo Enrico, togliesse, non svegliarti, svegliati. Peiretti. No, non mi Dormi. sveglio. No, Continua a no, dormire. no, continuo a sognare più che cioè, continuo a dormire sempre. Dormi, Peiretti, Roby, ti chiedo solo di fare un passettino più in là, un passettino per un zona inquadrature. Ecco, perfetto,
grazie, perché altrimenti quando faccio il primo piano sulla Vale viene insomma, non è che puoi essere sempre in tutte le mie inquadrature tu, Ognuno ha le sue inquadrature. Le sue inquadrature. Andiamo a raccontare un po' ai nostri amici a casa come funziona il gioco del secondo tempo. Qualora vi foste persi la puntata di lunedì e martedì, vi spiego in brevissime parole di cosa si tratta il gioco nuovo. Molto bene, potete vincere 3 premi: uno zaino, un buono Rabezzana, un panettone da 1 chilo, semplicemente andando a rispondere in modo corretto a una domanda che vi farò nel secondo tempo. Per provare a giocare con noi 378 4080 506. Se indovinate la risposta della domanda ci sono 6 buste, di queste 6 buste 3 sono positive, quindi abbiamo uno dei 3 premi, le altre 3 sono negative. E quindi amici a casa, vi aspetto nel secondo tempo, potete vincere delle cose bellissime, non costa nulla, è un modo anche per chiacchierare un po' con noi al telefono. C'è già chi chiama adesso, metto giù ignora, perché nel secondo tempo, tra una decina di 15 minuti, adesso non chiamate, godetevi la prossima canzone, è bellissima. EDP continua a chiamare, colui che finisce il numero con 7910, non chiami adesso per cortesia, nel secondo tempo, in the second time, ecco, non fate arrabbiare Peretti che poi parla in inglese. No, non mi arrabbio mai, però quando mi inalbero, tra poco è ora di fare l'albero. Già l'albero, giusto. Comunque vi stavo raccontando il prossimo brano, che è bellissimo, è fantastico. Pino Daniele, Irene Grandi con Se mi vuoi. Valentina, sei pronta? Sì. Vai. Se mi vuoi, sono esattamente come te. Posso darti tutto quello che ho, però se mi vuoi, prova a chiedermi una carezza per scoprire che la paura è una certezza, e sale, sale, salirà quest'ansia che ci unisce, e passa ma non passerà questa timore che cresce, amarsi ancora, amare ancora, ma senza tempo. Se mi vuoi, ho bisogno di una mano anch'io, ho il tuo sguardo che mi stringe da un po', però se mi vuoi, manda via questa tristezza, amore mio, perché la vita passa in fretta, e sale, sale, salirà quest'ansia che ci unisce, e passa ma non passerà questa timore che cresce, amarsi ancora, amare ancora, ma senza tempo, e sale, sale, salirà quest'ansia che ci unisce, e passa ma non passerà questa timore che cresce, e sale, sale, salirà quest'ansia che ci unisce, e passa ma non passerà questa timore che cresce. Valentina Branca, che bella atmosfera, Wow, ragazzi. visto?
C'è un artista che cantiamo poco qui, poco, ed sì, è un errore. Ed è un errore perché sta tornando innanzitutto a fare delle cose magnifiche, Belle. concerti di qua, Sì. concerti di là, adesso anche fa il giudice. E poi è un gran figo. È un gran- molti dicevano ai tempi, quando avevo i capelli sparati, un Sì, po' di sì. barbetta, Sì, che, è vero, sì, che sì. lui assomigliava a me. O io a lui, Sì, non sì. lo so, comunque sia uno dei due. Adesso fa il giudice lì a trasmissione. Poi non mi ricordo più che è quella del Factor. Non mi ricordo più neanch'io, però Vabbè. lui è Neck e questa è Ci sei tu! La cantiamo insieme a casa, tutti. Ho provato a non amarti, è impossibile per me. Chiedi tempo per pensarci, ma perché? Ho provato a non cercarti, ma so sempre dove sei. E mi costa non chiamarti e tu lo sai. Dici che devi star sola se un dubbio c'è, che vuoi risolverlo da te. Non hai capito niente di me. Ci sei tu e io mi illumino, mi agito quando non ci sei, ma tu non vedi niente, pensi ad altro ormai e lo sai. Vieni a prenderti i vestiti, li hai lasciati in mezzo ai miei, ma ogni volta che li vedo penso a noi, penso a te, nuda o vestita, ripenso a te, grande e infinita come Dio, quando il tuo mondo era anche il mio. No, ci sei tu e io mi illumino, mi agito quando non ci sei, ma tu non vedi niente, pensi ad altro ormai. Ci sei tu e io mi illumino, logico che ti rivorrei, se davo forse perdo, se non ti amo però non vinco mai. Dici esci con gli amici, prendi la tua libertà, ed è questo che mi offende e lo sai già. Ci sei tu e io mi illumino, mi agito quando non ci sei, ma tu non vedi niente, pensi ad altro ormai. Ci sei tu e io mi illumino, dirtelo non funziona più. Io da stasera esco, se vuoi mi cerchi tu. E io da stasera esco, e se vuoi mi cerchi tu. Sì. Però c'è quella frase che mi piace tantissimo, no? Che fa, com'è che ci fa? Se ti amo perdo, ma se non ti amo però Non vinco mai. Ma è bellissima questa cosa. Vuol dire tanto, nel senso che anche amici a casa, se avete qualche dubbio, no? Se lanciarvi o no in una storia amorosa. Lasciate perdere. No, non ascoltate Valentina. Lanciatevi, provate, perché se non ti amo perdo, già. quindi se non ci provo, Sì, sì. magari non ci riuscirò mai, però se io magari ci provo e ce la faccio, vinco. Ma Sì, è sì, come sì. le partite. Sì, sì, lasciate non perdere, puoi vincere una partita Se non la giochi. se non la giochi. Andate Vedi a che farvi una Roberto cena. No, ha detto no. la cosa giusta. Andate a farvi una cena che è meglio, Ro- mangiate una pizza, ma Roberto, lasciate allora lasciate c'è un perdere. pulsante là Sì, che sì. disattiva il microfono di Valentina. Però no, dai, no. È un consiglio importante per i nostri amici. Sì, sì. È una vostra richiesta e adesso si salta, si balla, perché arrivano i The Colors con Italo Disco.
Grazie ragazzi per avere accontentato i nostri fans all'ascolto. È un piacere, Peiretti, un piacere. Molto bene. E adesso andiamo a fare un po' di shopping. Ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo. Consigli per gli acquisti. E subito dopo apro le telefonate. Ok? Quindi state molto attenti. Non rispondo prima di dire via. Ok? Pubblicità. Benvenuti in questa seconda parte, sono le 20:29, ma andiamoli vedere, va che panettone Lauchino della panetteria torinese, panettone artigianale, il nostro super zaino, il buono Rabezzana, ragazzi, dovete giocare con il numero, è sempre lo stesso, il 378 4080 506, sento già che arrivano le telefonate, e allora vado a rispondere, rispondi, pronto, chi sei, da dove chiami? Ciao Enrico, sono Corrado da Savigliano. Ciao Corrado da Savigliano. Allora, ormai il giochino lo sai già? Hai già capito Sì. come funziona? Sì, lo so, grazie. E allora andiamo a leggere la domanda per il nostro amico Corrado da Savigliano. Vai regia, vai, vediamo un po', vediamo. La tua domanda è: sono negli occhi per Tiziano Ferro, colori, isole, amori. 5 secondi. 1, 2, 3. Non lo so. 4, 5. Risposta A, B o C? Colori, isole o amori? Vai. Isole. Isole B. Isole? Perché isole? Sì, la risposta è esatto. Tutto a caso, Hai tirato- Dico la verità. E allora sei stato veramente fortunato perché hai dell'isole negli occhi, dice una canzone di Tiziano Ferro. Bravo il Bravissimo, nostro amico. Corrado, bravo. Anche se è stato aiutato dalla moglie, Sì, probabilmente. bravissimi, Brava ragazzi. signora. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cosa scegli questa sera, Corrado? Facciamo di nuovo il 3. Farei di nuovo il 3. Ieri sera ho perso col 3, ma provo. Che bello, sei riuscito a prendere la linea anche ieri sera. La busta è la numero 3. Vediamo cosa succede. Se hai vinto qualcosa stasera, te lo dico subito, lo scopriamo all'istante. Oh, fammi dare un'occhiata. Sei pronto, Corrado? Pronto? Oh no! Corrado, grazie per aver giocato con noi. Riprovaci. Senti, Complimenti a Valentina e Roberto. va Grazie, bene, eccoli grazie qua. mille, Eccoli grazie. qua, fanno i complimenti. Facciamo i ragazzi immagine stasera, guarda come siamo belli. Grazie Corrado, buona serata. Grazie per aver giocato. No. Grazie mille. Sento a casa quando arriva la faccina rossa, la faccina triste, proprio una tristezza, no? Ragazzi, però questo gioco c'è fino alla pausa, quindi avete modo di giocare tutte le sere con Casa Peiretti. Pronto? Chi sei e da dove? Buonasera Enrico, sono Andrea di Borgo Masino. Ho gli affezionati a questo gioco. Siete fortunatissimi perché trovate la linea. Poi io ricevo 30 messaggi, non sono riuscito a prendere la linea. Bravi. Allora, Ma ci vuole tecnica affinata nel tempo, sai? ci va una tecnica. Ok, ci va una tecnica anche per prendere la linea. Andiamo a leggere la tua domanda, Andrea. Dai, proviamoci. Vai con la domanda, regia. La domanda per Andrea è questa qui. Qual è il nome del cantante ultimo? Leonardo, Nicolò, Stefano, vai. Oh mio Dio, non la so, ma ti dico Nicolò. Non la sai, è la risposta esatta, ragazzi. Io qua nessuno. Bravissimo. No, ma qua nessuno che sa niente. E poi indovinate tutti. Allora. No, dai, ieri sera nella Tizzi l'ho saputo al volo, dai. Bravo, è vero. Quindi la 1, la 2, la 4, la 5, la 6 per vincere lo zainetto, il panettone, il buono Rabezzana. Vai, vediamo un po'. Allora, guarda, io vado a scalare. Sì, Lunedì ti ho detto la 6. Sì. Ieri ti ho detto la 5. sì, saranno contenti Stasera quelli ti che non prendono mai la linea. E poi E stasera ti dico la 4. la 4. Dai. Quindi ragazzi, grazie. Che bei balletti che ho Hai visto? stasera, Guarda mamma lì, mia. siamo anche coordinati. Striscia notizia sa le veline e io c'ho l'oro. Fortuna. Il budget era quello. Allora, vediamo un po'. Sì, No. dai, faccina, dai. Zaino!
Lo zainetto, bravo Andrea, grazie per aver giocato con noi. Fai dei saluti nel frattempo, vai, vediamo un po', dai. E saluto tutti gli amici del bar al Caffè della Piazza di Vestignè. Salutiamo anche Ciao, noi, ragazzi. tutti gli amici del bar Caffè della Piazza di Vestignè. Grazie per aver giocato con noi. Grazie a voi, Un ciao, un abbraccio. abbraccio a entrambi. Ciao, Ciao. grazie. Oh, è lo zainetto, l'abbiamo Alla chiesto. terza sera è riuscito a vincere lo zainetto. Un'altra telefonata. Io corro verso il telefono e ormai dico sempre la stessa frase: chi sei e da dove mi chiami? Ciao Enrico, sono Massimo Carmagnola. Massimo da Carmagnola. Ciao. Ciao Massimo. Ciao Carmagnola. Ricordo che il 12 dicembre sarò a suonare a Carmagnola. Ah, io ho prenotato per la storia. Hai già prenotato. Questo è bellissimo. Bellissimo. Grazie di cuore. E Posso salutare la Valentina? È qui, ti sente. Ciao Massimo, ciao. Ciao, è troppo brava, complimenti. Grazie mille. Grazie. È vero, Grazie, verissimo. Massimo, sei pronto ad andare a leggere Sì. la domanda per te? Io ci provo, poi come va. Giusto, questo è lo spirito. Regia, la domanda per Massimo è questa. Allora, nel 1990, Massimo, ci sei? Sì, certo. Ok, nel 1990 dove si svolse il Festival di Sanremo? Al Teatro L'Ariston, al Teatro delle Feste oppure al Casino? 1, 2. Nel 90 già Ariston dovrebbe essere stato. La tua risposta è Ariston? Sì, nel 90 si era prima ai casino. Al Teatro No. delle Feste. Mi dispiace Massimo. Mannaggia. Non importa, ho parlato con voi, è un piacere così. Grazie mille lo stesso per aver giocato con noi. Grazie Massimo. Ciao, buona Massimo. serata. Un saluto a tutti. Ciao, buona serata a voi. Ciao. Nel 1990 vincono il festival i Pooh con Uomini Soli, ma è una delle poche, delle ultime edizioni, le ultime 30-40 edizioni, se non l'unica, che non viene fatta all'Ariston perché era in ristrutturazione. Al Casino si faceva all'inizio, invece è stata fatta al Teatro delle Feste. Pronto? Chi sei? Da dove chiami? Sono Enrico da Collegno. Oh, Enrichetto da Ciao, Collegno. Enrico. Ciao Enrico da Collegno, benvenuto. Allora, sei pronto ad andare a leggere la tua domanda? Vediamo. Tanto ci sono 3 risposte, ma che vada una la sbaglio. Enrico da Collegno, questa è la tua domanda. Vai regia. Eccola che arriva. Chi detiene il maggior numero di conduzioni del festival? Stasera parliamo di festival. Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Fabio Fazio. Sono indeciso se Pippo Baudo o Mike Bongiorno. Devi- Io dico Pippo Baudo. Dici Pippo Baudo? Sì. E ti dico che hai ragione, bravo, bravo che Eila! Eila! Però aspetta Enrico, non hai ancora vinto niente. Che culo. Devi scegliere la busta esatta, la 1, la 2, la 5 o la 6. È rimasto il panettone, è rimasto il buono Rabezzana. Aspetta. Non abbiamo mica fretta, dai, tu La 2. la 2. Vediamo cosa c'è nella 2. Vediamo cosa c'è. Cosa abbiamo nella 2 per il nostro amico Enrico. Sei pronto Enrico? Io sono sempre pronto. Ai. C'è la faccina triste Enrico, mi dispiace tanto. Riprova a giocare con noi. No. Cosa te devo dire? Cazzo. Questo non si può dire. Scusate. Niente, Scusate questa non ti pato. preoccupare, ne dicono di peggio da altre parti. E noi è bello perché siamo dal vivo, siamo veri. Enrico, vuoi fare dei saluti? Diversi da Un quelli- saluto a tutto lo staff di Casa Peiretti, a Valentina, a Roberto e anche a Luciano. Grazie, ciao Enrico. Grazie. Ciao, grazie. Se l'è preso un po' il nostro No, mica. Allora ragazzi, basta col giochino per oggi. Io vi ringrazio di aver giocato. Riprenderemo domani, però adesso facciamo vedere dov'erano gli altri premi. Quindi dov'era il buono Rabezzana e dov'era il panettone. Andiamo a vedere cosa c'era nella busta 1. Nella busta 1 c'era lo smile triste, quindi se
si sceglieva la 1, non si vinceva. Nella busta numero 5 o c'è il panettone o il buono Rabezzana. C'era il buono Rabezzana, eccolo qua per correttezza, ve lo faccio vedere bene per correttezza, eccolo qui. E se la matematica non è un'opinione, nella busta 6 dovrebbe esserci il panatun. Vediamolo qui, il panettone della panetteria torinese, buonissimo. E quindi spero che prima o poi qualcuno si porti a casa il buono, si porti a casa il panettone. Per adesso hanno vinto 2 zaini e un panettone. Noi ci fermiamo qui, il gioco tornerà domani, ma non perdetevi l'inizio del terzo tempo, perché sarà protagonista il nostro, si è incastrato un capo, il nostro Roberto con una solo bellissimo Apache, giusto il titolo giusto? Apache. Ci fermiamo 2 minuti e mezzo e poi alzate il volume della TV. Pubblicità. Alla chitarra per voi Roberto, che bel momento, che bella emozione. Ci hai portato proprio là, cioè dove eri dietro di te. Posso approfittare un attimo, Certo, perché vabbè, forse l'ho già anche detto, ma voglio ricordarlo, voglio ringraziare Roberto per essere qua con me, per aver accettato questo invito un po' folle. Grazie a voi per avermi invitato. E voglio ringraziare anche tutta l'orchestra Ibraida, perché mi sostengono sempre in ogni cosa che faccio, e quindi grazie di cuore a tutti loro. Grazie. Siete una gran bella famiglia, sì, ragazzi. Sì. E adesso, a proposito di cose belle, a proposito di famiglia, andiamo a leggere tutti i vostri messaggi. Vai regia! Meravigliosa Valentina, simpaticissima, concordo, innamoratevi, sì, della musica, dell'arte, si corrono rischi minori, lo dice Esatto. Laila. Brava Laila!
Leila, 100% punti per te. Sì, brava. Vabbè, il canto ridesta la volontà degli ascoltatori perché collabora con impegno al benessere, ottenendo in misura sempre più abbondante la serenità del cuore e della mente. Saluti Rotellini Carlo. Oh, Rotellini. Ciao Carlo, grazie. Rotellini ha sempre proprio delle parole. Quando l'asse da stiro serve come appoggio per il leggio, giusto? Buona idea. Bravo. Già. C'è chi suona con l'asse da stiro, quindi vai. Ieri sera una spruzzata di bella musica. Dani d'Alessandro. Ogni sera, grazie Dani, grazie mille, grazie. Vai BR, il prossimo messaggio è tutto per te. Questo è scritto piccolo. Leggi. Buonasera, vi mando un grosso abbraccio e un saluto tutto il mitico Official Fans Club. Siamo sempre di più. Grazie Sonia. Ciao Sonia. Sonia Ciao. è lei che coordina il tutto all'interno del Fans Club Casa Peiretti. Se non l'avete ancora fatto, amici, andate sui profili Instagram, profili Facebook, cercate Casa Peiretti Official Fans Club e iscrivetevi perché è bello, è una grande famiglia, tutti con un unico comune denominatore pensiero: la bella musica. Eccomi, presente anche stasera Silvia da Montalciata. Ciao Silvia, Ciao, grazie. Silvia. Grazie Ciao. Silvia. Ciao da Bubu, Torino. Salutiamo. Ciao Bubu. Ciao, Bubu. Che bello Bubu. Buonasera Enrico, Valentina e Roberto, un bacio dal vostro amico Marco di Intra. Grazie. Ciao Marco. Ciao, Grazie Marco. mille. Ciao Marco. Ciao Intra. Ciao Enrico, ciao Valentina, ciao Roberto da Elena. Ciao Elena. Ciao Elena. Ciao ragazzi, un grosso saluto da Mario e Maria, da Irasca. Ciao Valentina ed Enrico, buona serata. Grazie Mario. Ciao Maria. Ciao tutta Irasca. Grazie ragazzi. Ciao, grazie. Ciao Enrico, grande trio come sempre, bravissimi, buona serata di allegria, musica a tutti. Massimo da Venaria. Ciao Massimo, grazie, sempre presente. Ciao Enrico da Andrea di Borgo Manero. Ciao Andrea, grazie a te. Ciao a tutti, siete bravi, belli ed eleganti, ma la gonna di Valentina è super. Baci Grazie. Anna. Fa pandan con le bretelle del Grazie. chitarrista, Hai visto? non volevo Ci siamo dirlo. coordinati ragazzi. Non volevo dirlo. Ciao Peiretti, sono Alessio, il figlioccio milanese di Luca. E Daniela diceva: volevo solo chiederti se alla fine lo scambio Pulisic-Zapata ha pagato. Buona continuazione di serate, seguite tutti i Fans Club, mi raccomando. Sì, io avevo Pulisic, l'ho venduto per prendere Zapata ha preso 5 e Pulisic 10. Se la vi. Ciao se la vi. Enrico, dopo alcune settimane riusciamo nuovamente a vederti. Complimenti come sempre a te e ai tuoi ospiti Simona e Luca. Ciao Simona, ciao Luca. Tornando a Fantacalcio, il campionato è lungo, Il campionato è lungo. Buonasera Enrico, salutami la tua band. Senti, vorrei sentire la canzone Il vento del nord dei Nomadi. Maurizio di Volvera. Ciao Maurizio. Domani sera te la canto durante il primo tempo. Mi raccomando, non perderti la puntata di domani, anche perché c'è una ragazza molto bella, molto brava e suona il pianoforte in un modo stratosferico. Ciao Enrico, ciao Vale, ciao Roby. Viva la gonna e le bretelle musicate, viva la musica, il canto e Casa Peiretti che li racchiude tutti in un'ora fantastica. Ciao a tutti da Roby75, metti sul 13 chi cambia canale all'Embadola. Bravo, bellissimo. Bravo, questo bello, hashtag, bello. bellissimo. Bellissimo l'hashtag. Grazie. Saranno contenti quelli che hanno cambiato canale. Occhio perché questa è bella. La branca va sempre a tempo, non è vero che va lentina. Una curiosità, quando appende la gonna nell'armadio, usa l'attaccapanni o il leggio? Livio Cep. Ma è bellissimo questo messaggio. Io me li scrivo e me li Bravo, inquadro. Livio. Grazie Livio. Ciao Valentina, ciao Enrico, ciao Roberto, sempre stupendi e bravissimi. Un caro saluto, Giuseppe e Daniela da Torino. Ciao. Ciao ragazzi. Cuoricini. Tanti cuoricini. Questa sera sono io che voglio fare un saluto a Titti e Giovanni. Vi voglio bene. La Chelucci. Wow. Ciao. Ciao Ale. È anche un molto bacione bello grande. che usano la trasmissione per trasmettersi dell'affetto, dei saluti. Grazie Ale, un saluto a Titti, un saluto a Giovanni. Grande rivisitazione di Valentina della mia panda per dei talk di Farinei Labrigna. Un bacione Luca da Ceva. Daniela si dissocia dal messaggio. Anche il Peiretti stasera. Ciao, Anche il ciao Peiretti. Luca.
Ciao grande Enrico, sono Tommaso da Vicoforte. Siete fortissimi, grazie per le belle serate in vostra compagnia. Un saluto alla mia mamma. Salutiamo la mamma. Ciao. E salutiamo anche Tommaso e tutta Vicoforte. Grazie. Grazie di cuore Enrico. Vale Roby per Se mi vuoi. Sulle note di questa canzone solo ricordi stupendi. Laura di Savigliano. Questo Ciao bello. Lauretta. Grazie a te, grazie Vuol dire mille. che abbiamo riaffiorato Abbiamo i suoi toccato ricordi. Toccato il sentimenti. cuore di Laura stavolta. Viva Casa Peiretti, presenti per cantare insieme Giovanni e Silvia da Alessandria. Ciao Alessandria. Siete brevissimi, ma stasera ci sono anche la gonna e le bretelle musicali. Un saluto da Stefania di Rondissone. Ciao Stefi. Avete notato come i nostri telespettatori sono così Sono attenti? attenti, sono attentissimi. Buon compleanno Francesca, Beatrice, Rebecca, bellissime cugine di San Benigno. Baci da Diana, Vanessa, Cecilia da Monte da Po. Auguri! Ciao, Ciao. Francesca, Beatrice, Rebecca, tanti auguri anche da parte nostra. Ciao Enrico e tutta Casa Peiretti, volevo fare gli auguri a mio papà Emanuele che compie 50 anni e volevo chiedervi se potete cantare Portami a ballare di Luca Barbarossa da Vittorio di Rosso Pacchino. Allora, auguri mio caro amico Emanuele, domani sera arriverà questo bellissimo brano di Luca Barbarossa con tanto di dedica. Cari amici di Casa Peiretti, Enrico, Valentina e Roberto, mi dispiace per te mio amico Enrico, ma sono d'accordo con quello che ha detto Valentina. Io ho chiuso da un po' la porta del mio cuore all'amore. Per me l'amore non esiste. Bravo Enrico da Collegno. Bravo Enrico, è così. Ma perché? Bravissimo. Ma perché? 100 Magari punti, dietro Enrico. l'angolo, ma che ne va, sai? per Se favore. uno parte prevenuto, non Ma- devi partire prevenuto. Siete bravissimi. Stasera ci sono anche la gonna e le bretelle musicali. Un Questo saluto. l'abbiamo riletto. Abbiamo già letto. Bello, Tutto- grazie Stefania. Bello, sì, mi piace. Però, non bisogna mai arrendersi. No, Siete no. bravissimi. Saluti da Fulvia di Cumiana. Ciao Fulvia. Ciao Fulvia. Grazie Fulvia. Pensa che Fulvia le guarda a Casa Peiretti suonando la chitarra. Brava. Bellissimo. E ci accompagna. Buonasera Casa Peiretti, trasmissione sempre più bella, bravi tutti, Valentina e Roberto ospiti eccezionali. Non riesco mai a prendere la linea, ma non importa, il giochino è comunque un tocco in più alla trasmissione. Luciano di Brandizzo. Grazie. Luciano. Allora, Ciao, Luciano. Col fatto che il mio amico ha vinto oggi e non può più partecipare, c'è una linea in più. Perché Andrea, ti vogliamo bene. Ciao ragazzi, faccio il tempo a salutarvi. Roberto, bravo. Grazie. Chi sei? Ciao, chi sei? Firmati. Chi sei? Sei anonimo? Vogliamo sapere. Forse quello che ho Abbiamo pagato. sicuramente una donna qui. Un grosso saluto al professore Aldo Di Busca, ai tuoi alunni. Salutiamo anche noi Aldo Di Busca. Ciao, Aldo. I suoi alunni. Ciao Aldo. Sono bravi i tuoi alunni? Sì. Enrico, sai perché gli Apache usavano i cavalli e mai l'auto? Perché erano in riserva. Bravo, grande Livio. Vergognati, Grande, vergognati. Mi vergogno. Ti vogliamo bene, Livio, grazie. Sei unico. Stasera ci connettiamo solo per i messaggi, ma meglio tardi che mai. Un grande abbraccio da Luca, Daniela, Sonia, Fra, tutta la combriccola, Anna, Ludo, Umbe da Busca. Grazie! Grazie a tutti! A tutti! Fantastico la storia di Apas di Roberto. Un saluto a voi tutti, Tino e Betta! Grazie Tino, grazie Betta. Grazie! Ma quanti siete stasera? Ma quanti siete? Un'ora che leggiamo messaggi, che bello! Tanti auguri a Emanuele Rosso Pacchino per i suoi 50 anni, Pino e Mary, auguri! Augurissimi, Auguri. augurissimi. Auguri al grande Emanuele, persona straordinaria. Ciao ragazzi, vi salutiamo con tanto amore, io e Maria, due coinquilini universitari. Vi guardiamo ogni volta che possiamo, carissimi. Per forza, ok? Grandi ragazzi. E in un bocca al lupo per lo studio. Bello, io non ho mai avuto un coinquilino. E come si vive da coinquilini? E poi mica facile. E non lo so, Peiretti. Cioè, non so. Che poi devi condividere, poi magari coi costi che ci sono adesso, no? Degli appartamenti, magari devi condividere con qualcuno che non conosci, però che fa la tua stessa scuola. Ma che potrebbe diventare il tuo grande amico. Sì, Questa è come una cosa potresti non bellissima. sopportarlo dopo una vabbè. settimana? Può Perché può succedere, è un po' come nell'amore, no? Finché uno sta insieme che cavolo, e si di fanno nuovo le lì. cose belle è un conto. Stasera No, è così, ma no, stasera Peiretti. Enrico è così. No, ma è Niente vero. Poi magari quando si va in cose più profonde, io conosco dei miei amici che sono partiti, no? 7-8 anni di fidanzamento, poi si sono sposati, sono andati in viaggio in nozze, sono tornati non più insieme. Ma appunto, è vero, cosa è vi vero. sposate a Ma fare? non Lascia esageriamo. perdere, Non lascia dovete perdere. neanche uscire, andate a mangiarvi una pizza.
Ragazzi, è stato bellissimo passare del tempo insieme a voi. Ricordo che se volete rivedere questa puntata tra mezz'ora esatta sul canale 83, e questa sera vorrei davvero una standing ovation per questi miei due compagni d'avventura, la chitarra Roberto. Grazie! Grazie a voi. Valentina, da ieri a oggi sei stata strepitosa, sia ieri che oggi. Grazie mille, grazie a tutti voi, grazie Enrico. Un applauso a Fabrizio in regia, un saluto a Giuliano Falco sempre. Mi raccomando, Fabrizio, hai mica la pagina del Fans Club a portata di mano? Vediamo un po', ce l'hai? Così invitiamo ancora di più i nostri amici a casa a iscriversi al Fans Club, perché avete dei video in esclusiva, delle anteprime, a volte mettiamo la scaletta della serata, a volte delle foto, insomma ragazzi è una cosa in più. Se vi piace Casa Peretti di sicuro potete appassionarvi anche tanto a questa novità del Casa Peretti Official Fans Club. Grazie a ognuno di voi. Ok, perfetto, ci sono dei video, c'è collegamenti con la puntata se la volete andare a rivedere, insomma. Domani sera qui con me, ve l'ho detto, una ragazza fantastica, quindi non potete perdervi la puntata di domani sera. E venerdì c'è la zia Marta. Oi. Grazie a tutti, è stato un immenso piacere entrare anche questa sera dopo 6 anni nelle vostre case. Grazie e ancora grazie. Ci si vede domani. Ciao Ciao a tutti.